non c'è da fare delle valutazioni, hanno meritato in tutto e per tutto, hanno giocato meglio, avevano più rabbia, più fame, noi devo capire quello che è successo, ma davanti a un risultato del genere, a una prestazione del genere, mi assumo io insieme al mio staff tutte le responsabilità perché probabilmente abbiamo sbagliato qualcosa e ne parlerò poi con i ragazzi come è sempre successo. Non abbiamo cambiato se non che sicuramente non siamo in un momento dopo tante partite brillante, però non penso sia quello, penso che sia una questione più che altro mentale, non fisica, perché arrivati a questo punto qua sì, fisicamente può incidere, ma c'è stato un approccio sbagliato, ci siamo sciolti come neve al sole dopo il secondo gol, non va bene. Questo è una cosa che non va bene, ne parlerò con loro perché come li ho sempre osannati in certe circostanze, in questa è chiaro che abbiamo delle responsabilità. Io per primo perché sono l'artefice, il comandante della truppa e ne parleremo. Penso che sia comunque un incidente di percorso, una bella lezione che spero ci possa servire per il futuro, ma con questo non va denigrato quello che abbiamo fatto fino ad oggi.